Stefani, così il leader della Lega Matteo Salvini gela gli alleati. Mattinata davanti agli artigiani, il numero uno dei meloniani in Veneto, Luca De Carlo, aveva elencato gli assessorati di Fratelli d'Italia. La guerra è finita, ora guardo avanti, placare il dolore spetta a noi. Sono le parole di Gino Cecchettin all'indomani della decisione della Procura di non impugnare la sentenza di primo grado con cui Filippo Turetta era stato condannato all'ergastolo. Avevano dato il via ad una sparatoria fuori da un supermercato a Spinea per un regolamento di conti ai danni di un 25enne la sera prima di Pasqua, arrestati 2 uomini di nazionalità straniera. Tir sbande, finisce contro il guardrail, traffico in tilt sulla tangenziale di Mestre per l'intera mattinata, illeso l'autista carburante sulla carreggiata. Un lavoratore resta gravemente ustionato a Vicenza. Nel contatto tra sostanze chimiche si è scatenata una violenta reazione. Il 44enne ustionato a volto, torace e braccio. Indagini in corso per identificare l'uomo che ha tentato di adescare una studentessa di seconda media all'uscita di scuola ad Abano Terme. Si è finto un amico della madre. In comune a Longarone il punto sulle infrastrutture per i giochi olimpici invernali, cronoprogramma rispettato. A Verona presentata la cerimonia di chiusura all'arena nel segno della bellezza. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. La politica in primo piano con un botta e risposta a distanza tra Luca De Carlo di Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo Salvini. Al centro gli assessorati della prossima giunta regionale. Giustamente tutti i partiti del centrodestra avranno il loro peso, Fratelli d'Italia avrà il suo peso importante. Se vorranno cimentarsi in sanità, bene, perché trovano un'ottima situazione, si potrà fare ancora meglio, però questa sarà una scelta che farà il governatore Stefani col supporto dei veneti il giorno dopo il voto. Puntella così la giunta che verrà Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, ospite in esclusiva degli studi di Media Nord-Est a Bassano del Grappa. Parole, quelle di Salvini, che hanno un peso specifico e che sembrano contraddire l'annuncio di qualche ora prima di Luca De Carlo, coordinatore dei meloniani in Veneto, che davanti agli imprenditori della Confartigianato a Mestre aveva elencato gli assessorati che spetteranno a Fratelli d'Italia, né più né meno di un'ufficializzazione. Innanzitutto dobbiamo vincere le elezioni, quella è la prima condizione per poter fare una giunta seria. Dopodiché l'abbiamo detto che ci saremo occupati dei ruoli strategici della regione, quindi sanità, bilancio, formazione, lavoro, trasporti, agricoltura, caccia e pesca, insomma quello che ci caratterizza da sempre, soprattutto quei temi che i veneti vogliono, di cui Fratelli d'Italia si occupi e che noi siamo pronti a fare. Non solo, De Carlo nell'incontro con gli artigiani ha anche preannunciato che Fratelli d'Italia avrà una vicepresidenza di regione assolutamente operativa, mentre per le altre deleghe c'è la partita sulle presidenze di commissione a Palazzo Ferrofini e poi la necessità di nuove competenze anche tecniche negli uffici. Abbiamo bisogno di una struttura forte, attrattiva e che veda profili tecnici e professionali a livello per le sfide del prossimo futuro. Insomma, i meloniani dicono che la giunta è fatta, i leghisti con il leader Salvini che deciderà Alberto Stefani, la distanza è siderale a poche settimane dal voto, quando ormai è chiaro che la vera lotta è tra alleati per il primato nella coalizione. Il segretario della Lega, ospite dei nostri studi, sembra dissimulare tirando in ballo l'altro vero spauracchio, l'astensione. Non c'è competizione interna nel centrodestra, capisco che le opposizioni abbiano già dato per persa la partita, i sondaggi a cui non credo mai, però dicono che il centrosinistra è indietro di 30 punti, cancelliamoli e partiamo da 0-0 perché è fondamentale che tanti veneti votino il 23 e il 24 perché il nuovo presidente Alberto Stefani, dico io, sia supportato da tanti e tanti veneti. Se poi nel centrodestra, come dicono i sondaggi e come si sente in giro, la Lega sarà il primo partito in tutto il Veneto, per me da segretario della Lega sarà una gioia. E le parole ora di Gino Cecchettin dopo la decisione della Procura di Venezia di non impugnare la sentenza di primo grado con cui Filippo Turetta era stato condannato all'ergastolo. Con la decisione della magistratura si è chiuso il percorso giudiziario legato alla morte di mia figlia Giulia. Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto, ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e le responsabilità pienamente accertate. Come padre ho scelto da tempo di guardare avanti perché l'unico modo per onorare Giulia è costruire ogni giorno qualcosa di buono in suo nome.
Con queste parole, diffuse tramite una nota, Gino Cecchettin ha commentato la decisione della Procura di non impugnare la sentenza di primo grado, con la quale la Corte d'Assise di Venezia aveva condannato Filippo Turetta all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, riconoscendo le aggravanti della premeditazione e del rapporto sentimentale, ma non degli atti persecutori e della crudeltà. Il processo d'appello sarebbe dovuto iniziare a giorni, ma il 23enne di Torreglia aveva comunicato con una lettera agli uffici giudiziari di Venezia la rinuncia, assumendosi la piena responsabilità del reato commesso. Può starci benissimo anche una mossa identica da parte della Procura Generale, anche perché in questo modo si è cristallizzato ormai un ergastolo molto solido, con la contestazione ormai granitica della premeditazione, ma anche nei fatti dei motivi abietti che, seppur non contestati formalmente nel capo di imputazione, comunque sono stati ritenuti sussistenti, poi che tecnicamente si sarebbe potuti arrivare a una pronuncia anche per quello che riguardano le altre due aggravanti. Francamente a questo punto ci interessa poco, nel senso che comunque abbiamo capito tutti come è andato questo fatto, quanto crudele è stato. Piuttosto è stato valorizzato il fatto che a questo punto si può pensare anche di voltare pagina, e quindi noi abbiamo accolto con favore la comunicazione che ci è arrivata dalla Procura Generale. Anche per questo probabilmente non c'è rabbia nelle parole di Gino Cecchettin, che aggiunge: continuare a combattere quando la guerra è finita in fondo è un atto sterile. La consapevolezza che è il momento di fermarsi invece è un segno di pace interiore e di maturità, un passo che andrebbe compiuto più spesso. La giustizia continua, ha il compito di accertare i fatti, non di placare il dolore. Quel compito spetta a noi. Gino è sempre stato molto saggio nelle sue dichiarazioni, e quindi è giusto rispettare quello che è il suo sentimento, e soprattutto il progetto che ha in mente, che ormai, una volta definita questa vicenda in modo incontrovertibile, ormai granitico, può pensare di portare avanti con ancora più vigore, senza più il pensiero del processo, che vi posso assicurare, insomma, ma credo che lo capiate anche da soli, è stato veramente pazzesco. Giulia ha infatti concluso: papà Gino merita di essere ricordata non solo per la tragedia che l'ha colpita, ma per ciò che ha rappresentato. Il dolore non si cancella, ma può diventare seme. Ringrazio di cuore tutti coloro che in questo cammino difficile mi sono stati accanto con rispetto, discrezione e affetto. L'amore per Giulia, ha concluso, continuerà ad accompagnarmi come una guida silenziosa ogni giorno della mia vita. Arrestati 2 uomini di nazionalità straniera ritenuti responsabili di una sparatoria scoppiata all'esterno di un supermercato di Spinea. Siamo nel veneziano. Tentato omicidio in concorso, questa l'imputazione che ha condotto in carcere un 37enne di nazionalità albanese e un 33enne del Kosovo. A eseguire l'arresto i carabinieri del nucleo investigativo su ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Venezia, al termine delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel parcheggio del supermercato PAM di Spinea la sera dello scorso 19 aprile. Una tensione tra 3 uomini scaturita per futili motivi, forse per un apprezzamento di troppo alla compagna di uno dei 2 da parte di un 25enne albanese. Tutto era iniziato con un acceso diverbio, i toni si erano scaldati fino a degenerare in una lite aggressiva. I 2 trentenni erano poi entrati nel supermercato uscendo poco dopo, tempo che è servito al 25enne per rimediare una spranga. Alla loro uscita, vedendolo, il 37enne ha raggiunto la sua auto presentandosi dalla vittima armato di pistola, dei colpi sentiti nitidamente anche da dentro l'attività commerciale, sparati verso di lui. Uno gli ha colpito un polpaccio. La paura aveva fatto scattare un fuggi-fuggi generale tra i clienti del supermercato alle prese con gli acquisti per la domenica di Pasqua. I 2 aggressori erano poi scappati a bordo della loro Mercedes, fuga finita appena 4 ore dopo, quando sono stati trovati dai carabinieri, ore in cui erano riusciti a sbarazzarsi della pistola. Addosso al 37enne era stata trovata anche della cocaina. Tutte e 3 le persone coinvolte risultavano abitare in provincia di Venezia, non avere un lavoro stabile ed essere gravati tutti da precedenti penali.
Traffico in tilt sulla tangenziale di Mestre per l'intera mattinata a causa di un incidente che ha visto coinvolto un tir. Il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro le barriere di sicurezza laterali. L'uomo è rimasto illeso, ma a creare problemi è stato lo sversamento di carburante sulla carreggiata. Per mettere in sicurezza l'area sono intervenuti i vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità di CAV. I rilievi sono ora in mano agli agenti della Polizia Stradale di Venezia. Ancora al vaglio le cause della perdita di controllo del mezzo. Importanti ripercussioni sul traffico. L'arteria stradale è rimasta bloccata, creando disagi per code e rallentamenti fino ad un'ora per tutta la mattinata. Torniamo a parlare di furti nella Marca trevigiana, stavolta a Preganziol, dove i ladri sono entrati in azione armati di una mazza da carpentiere. Paura in via Marmolada, dove una banda di 3 predoni è stata messa in fuga dalle urla della proprietaria terrorizzata e dai cani. Io sono dell'idea che bisognerebbe fare come in America, bisognerebbe armarsi e dovrebbero tutelare di più il cittadino onesto e non il criminale. Questo dovrebbe essere fondamentale. Secondo me un'arma in casa non fa male, ecco, giusto per la difesa personale, quello non fa male assolutamente. È questa la conclusione in un mix di esasperazione e rabbia di Filippo Cestaro, proprietario di una delle case di via Marmolada Preganziol, finite nel mirino dei ladri in quello che è stato un vero e proprio raid. Era la mia ragazza, io ero fuori, mi chiama alle 8:11 dicendo che sentiva rumori sul tetto, parlare, erano stranieri, ve li ho sentiti dall'accento, e che era terrorizzata perché sentiva che battevano e sono corso subito a casa. In 5 minuti io sono arrivati, loro sono stati circa 3 minuti. Un lasso di tempo che sembra infinito e che viene raccontato attimo per attimo anche dalle telecamere della videosorveglianza interna. I cani hanno iniziato a abbaiare, l'allarme comunque era partito e loro secondo me hanno calcolato qualche minuto, sì, in caso di arrivo di forze dell'ordine, ok, però in maniera molto tranquilla se ne sono andati, non scappando, correndo. Avevano una mazza sulle spalle e camminando se ne sono andati via, assurdo. Mazza da carpentiere, per capirsi, quelle grandi. Una mazza da carpentiere addirittura. Sì. Di certo i ladri sono stati anche nell'abitazione attigua, che pare fosse vuota al momento dell'irruzione. Altrettanto certo è che si sono introdotti da questa rete del giardino completamente divelta. A scongiurare il peggio però sono state loro. Vicky, e adesso arriva anche la IPA. Quindi Vittoria e IPA. Sì, Vittoria e IPA. E lei è tremenda, è quella che li ha fatti scappare. Loro sono stati salvati dal canile, li abbiamo presi in canile e basta. E hanno fatto il loro dovere. Certo, sì, sicuramente. Ora è caccia alla banda, probabile che sia dell'est Europa, e un aiuto potrebbe arrivare proprio da queste immagini. Speriamo, sono a volto coperto, quindi dubito, però magari si vede la stazza delle persone, erano in 3, magari riescono a riconoscerli in altri furti che hanno fatto quella sera, se escono altri video. Se c'ero io probabilmente mi sarei corso dietro, perché a me fanno venire rabbia queste situazioni, sicuramente non mi nascondo dentro casa. Avresti reagito? Sicuramente sì. Andiamo nella zona industriale di Vicenza, dove un lavoratore è rimasto gravemente ustionato. L'uomo, 44 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Bortolo. A quanto pare stava lavorando in uno stabilimento quando, a contatto con delle sostanze chimiche, si è scatenata una violenta reazione che gli ha procurato ustioni al volto, sul torace e ad un braccio. Ricerca in corso per l'uomo che ha tentato di adescare una studentessa di seconda media fuori da scuola. È accaduto ad Abano Terme. Le avrebbe fatto credere di essere un amico della madre, invitandola a salire sul suo furgone bianco. Vittima dell'adescamento ad Abano Terme, una studentessa di seconda media dell'Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre. Secondo il racconto della ragazzina, martedì pomeriggio, dopo essere uscita da scuola, sarebbe stata avvicinata dall'uomo sui 40-50 anni in piazza Mercato. Nonostante il rifiuto, il conducente avrebbe continuato ad insistere. Fortunatamente proprio in quel momento è arrivata la nonna, facendolo scappare. Immediata la segnalazione della madre alle forze dell'ordine, che si sono subito messe sulle tracce dell'uomo.
Stiamo seguendo da vicino proprio l'evolversi anche delle indagini che stanno compiendo i carabinieri, gli approfondimenti, perché anche nel territorio abbiamo parecchie videosorveglianze e quindi credo che si stia verificando tutto quello che poi è stato segnalato. Sicuramente è alta l'attenzione, sicuramente seguiamo da vicino l'evolversi di questa situazione. Una vicenda che ha creato non poco panico tra i familiari, avvisati nelle chat delle varie classi dell'istituto. Come padre, mi metto in posizione come un padre e rompo le gambe a quello che fa queste robe, perché non è normale succedere queste cose in giorni che sono adesso. Per quello devo stare anche attenti come genitori, dare un'educazione molto chiara ai figli. Il pensiero c'è sempre, quindi cerco di essere sempre io vicino a lei e poi speriamo insomma che questa è una cosa passeggera. Io abito qua a 150 metri e quando faccio questa strada all'inizio la facevo perché dico in mezzo al verde si evita il traffico, potrei venire da qua, abito proprio. E da quando ci sono sti casi qua che ti aggrediscono di giorno, ti accoltellano senza nessun motivo eccetera, ho paura. Come sempre ci si dà da fare, ci si accorge quando è troppo tardi, come dire no, si chiude la stalla quando sono già scappati i buoi. Sono state ore di apprensione per la sorte di un 51enne ingegnere di Cencenighe di cui non si avevano più notizie da giovedì mattina quando aveva avuto l'ultimo contatto con i familiari. L'uomo è stato ritrovato con delle ammaccature ma salvo dai soccorritori che da ieri pomeriggio lo cercavano nell'area montana sopra l'abitato di Cencenighe dove era stata ritrovata la sua auto. A denunciare la scomparsa dell'uomo era stato il datore di lavoro preoccupato per la sua assenza. Scattato l'allarme, ieri pomeriggio si erano mobilitate le squadre del soccorso alpino e della Guardia di Finanza con i vigili del fuoco. Stamattina a Cencenighe sono arrivate dalla Lombardia 2 unità cinofile molecolari per la prosecuzione delle ricerche che attorno a mezzogiorno si sono concluse con esito positivo. Il 51enne è stato recuperato dall'elicottero del SUEM e trasferito all'ospedale di Belluno per le cure del caso. La politica con le elezioni regionali. A Vicenza si presenta la lista Resistere Veneto. Resistere Veneto, sin dal nome e la lista che si prepara alla corsa elettorale per il futuro della regione, evoca una reazione, una difesa, una lotta. A resistere alla sopraffazione che il Veneto subisce da tempo per quanto riguarda il residuo fiscale e quindi quella voglia di autonomia che non trova sfogo nel risultato. È Riccardo Schumski a raccontare la sua ultima avventura politica dopo aver raccolto tra la gente 30.000 firme certificate. Con uno slogan. Fatti no ciaccoe. D'altronde noi abbiamo raccolto le firme che sono dei fatti e le ciaccoe le lasciamo agli altri. La ricetta per il Veneto è riorganizzare la sanità regionale con politiche a sostegno della famiglia, degli anziani e dei fragili e con libertà di cura. Io sono un free vax e sono per la libertà di cura e non per l'obbligo e la coercizione. Questa è la differenza. E poi ancora salvaguardare l'ambiente intervenendo sull'inquinamento da PFAS. Per quanto riguarda l'esplosione della presenza dei lupi, ha le idee chiare. Ogni specie ha i suoi antagonisti. I lupi è l'uomo da quando il mondo è mondo, quindi bisogna, se c'è uno sviluppo e un interessamento di aree urbanizzate, bisogna dare una limitazione allo sviluppo di questi, non c'è altro da fare. Tra le priorità il rifiuto della corsa agli armamenti come misura economica. L'obiettivo è invece il sostegno agli artigiani e alle piccole imprese. E ancora la lotta per l'autogoverno veneto e la salvaguardia dell'identità culturale con programmi di storia e lingua veneta nelle scuole. In un mondo globalizzato che tende a dire che insomma non ci sono caratteristiche, è tutto uguale, che bisogna fare un mescolamento, una specie di minestrone, noi riteniamo che lingua e cultura vadano difese e introdotte come insegnamento scolastico. E a proposito di istruzione, la lista Resistere Veneto punta a contrastare l'ideologia gender nelle scuole. Siamo uomo e donna, gender fluid, che razza di discorso è? Soprattutto non si deve fare ai bambini, voglio dire, queste indicazioni sono fuorvianti rispetto a quello. Poi nella libertà ognuno faccia nella sua evoluzione quello che ritiene, ma che lo debba insegnare come dogma? No, assolutamente. A mia figlia che ha 8 anni, neanche per sbaglio, sia chiaro. Infine, meno burocrazia, più democrazia diretta e decentramento, con un'idea: reintrodurre
gli skei. La moneta è un'alternativa che noi stiamo studiando da tempo, ovviamente non può essere che su base digitale perché non possiamo emettere moneta sonante ancora per il momento, mi auguro in futuro sì, però che permette di mantenere un credito d'imposta che rimane nel territorio. È possibile a diritto bancario, quindi è un'autorità che la Regione può fare e noi abbiamo un progetto che vogliamo sviluppare. Insomma, tante idee, ma poche parole. Noi non promettiamo nulla, noi facciamo. Olimpiadi invernali del 2026, a Longarone è stato fatto il punto sulle infrastrutture. Rivendicata con forza la tempistica rispettata. Parliamo di Milano-Cortina 2026, di un'Olimpiadi invernale che senza la pista da bob avrebbe voluto dire non avere i giochi a Cortina. Una pista da bob che, utilizzabile 365 giorni all'anno, dovrebbe garantirne la sostenibilità futura, allontanando l'incubo di una Cesana bis. L'obiettivo che abbiamo raggiunto è quello di realizzare la migliore infrastruttura sportiva per quanto riguarda lo sliding center, quindi bob e tutte le discipline che riguardano la discesa su ghiaccio, perché attraverso una innovativa modello di possibilità di ghiacciare la pista, cioè l'utilizzo del glicole, parte della pista verrà ghiacciata anche durante i periodi non invernali, permettendo quindi alle squadre internazionali di allenarsi. Per questa ragione diventerà il centro del mondo, la capitale mondiale, e quindi tutte delle discipline di discesa su ghiaccio, tutte le nazionali del mondo verranno ad allenarsi proprio a Cortina durante tutto l'anno. C'è poi il caso Apollonio-Socrepes, con la convinzione, dopo la sentenza del TAR del Lazio, di poter consegnare l'opera entro gennaio. La funivia Apollonio-Socrepes di Cortina non si è mai fermata. I lavori sono proseguiti e non mi ha stupito la sentenza del TAR Lazio pubblicata ieri, tant'è che non ho mai fermato la produzione. È un progetto complesso che permetterà poi a Cortina di diventare car free. Chi vorrà andare a sciare dovrà lasciare la macchina sotto in paese e potrà utilizzare soltanto il mezzo pubblico per salire sulle piste, e stiamo lavorando per consegnare tutto per la fine del mese di gennaio. Considerato archiviato il tempo degli scetticismi e delle polemiche, si vive ora abbastanza serenamente il countdown. Le Olimpiadi saranno belle, punto. Ringrazio Antenna 3 per il lavoro che sta facendo e farà per dare ancora più lustro, perché questo è il nostro obiettivo. E il risultato della bellezza delle Olimpiadi lo vedremo non solo nel momento delle Olimpiadi con lo sport, ma anche negli anni successivi, perché porteranno una qualità socio-economica, quindi un miglioramento della nostra qualità della vita, perché arriveranno milioni di turisti. E intanto a Verona è stata presentata la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali. L'evento si terrà all'interno dell'Arena il prossimo 22 febbraio. Beauty in Action è il titolo dato alla cerimonia, che vedrà tra i grandi protagonisti l'attuale internazionale Roberto Bolle. Beauty in Action, la bellezza in movimento, uno spettacolo che fonde musica, arte e sport. L'Arena di Verona come non l'abbiamo mai vista per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina il prossimo 22 febbraio. La presentazione dell'evento al Teatro Filarmonico di Verona, la presenza dei ministri Francesco Lollobrigida e Matteo Salvini, che ha parlato delle infrastrutture che resteranno in Veneto. Rimangono ad esempio in Veneto le varianti in Cadore, che tolgono il traffico dai centri di alcune città che arrivano a Cortina e regalano ambiente, pulizia e fanno risparmiare tempo e denaro. Verona, città che attrae per la sua fama mondiale, ha spinto il comitato organizzativo a puntare su di lei e a scegliere per la prima volta un monumento storico patrimonio UNESCO come attore protagonista della festa di chiusura delle Olimpiadi. Per la gioia del sindaco Damiano Tomasi, che ancora ricorda la festa mancata da calciatore alle Olimpiadi di Atlanta del 96. La sto vivendo molto da atleta questa preparazione di avvicinamento, perché dobbiamo essere all'altezza, perché sarà un momento storico per la città. A 3 mesi dall'inizio delle Olimpiadi si corre contro il tempo per portare a termine la realizzazione di tutte le opere necessarie per lo svolgimento delle gare, mentre il TAR del Lazio con 2 sentenze ha respinto i ricorsi proposti dai comitati privati contro gli atti e i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale del progetto di fattibilità tecnica ed economica della funivia Apollonio-Socrepes di Cortina d'Ampezzo. Sarà tutto pronto al momento opportuno, però ogni giorno
molte delle cose che fanno parte del tutto pronto sono smarcate, questo, e lo sapevamo. Anche a livello di infrastrutture? Infrastrutture, domanda non mi riguarda me, ma riguarda, c'è stato qui Salvini e la Simico. Beh, mi sembra che la stragrande maggioranza delle infrastrutture saranno pronte. Ma intanto si pensa a Verona e allo spettacolo in arena il 22 febbraio. Ospite d'onore il ballerino Roberto Bolle. La scenografia prenderà ispirazione da una goccia d'acqua, simbolo di un ciclo naturale in continuo movimento, come la bellezza che unisce montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo. Con queste immagini chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio come di consueto alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.